Sono attimi infernali, disperati, quelli che le telecamere del mini market dal via Varol registrano alle 19:52. Siamo in via Trento, nel centro di Villorba. Silvia Stellon e il marito Fabrizio Tiengo sono alle prese con le pulizie di fine giornata quando due uomini a volto coperto fanno irruzione nel locale entrando dalla porta laterale che dà sul bancone. Sono armati, uno con sé ha una pistola, l'altro un taser. Entrano dicendo calmi e tranquilli, attraversano la pedana, o forse solo uno comunque, si recano tutti e due verso di qua. Mio marito era là sull'angolo e lo prendono un po' di mira lui e me, lasciano un po' in disparte e cominciano a dire che vogliono la cassa. Volevano le chiavi della cassa e puntandomi la pistola alla tempia. In quel momento volevo anche reagire, di dire verità, però c'era sempre lei come ostaggio. Non mi sono sentito di reagire. Anche lei le hanno puntato la pistola anche lei. E dopo le hanno intimato col taser. Taser che a sua volta poteva rivelarsi pericolosissimo. Tiengo ha alcune problematiche cardiache. Avendo i miei problemi, se mi impuntavano il taser addosso ci resto secco. Poi sono agitati dopo, perché dopo hanno cominciato ad alzare la voce e essere irruenti, essere cattivi, diciamo, se vogliamo dire. I delinquenti asportano la cassa con i soldi, circa 700 euro, il cellulare del titolare e le chiavi del furgoncino da lavoro con cui si danno alla fuga. Neanche un minuto, una cosa velocissima, proprio, volevano fare tutto veloce, cercavano di essere rapidi. Il furgone aziendale viene trovato già in serata a Maserata. I ladri erano arrivati in via Trento a bordo di una Fiat Panda bianca risultata rubata a Campo San Piero il 6 gennaio. Devi riaprire perché devi riaprire. La paura, adesso vediamo un attimino da mettere altre telecamere fuori. E...